In questo momento del Gemellaro sono presenti più di 150 ragazzi con dei docenti, però vorrei anche sottolineare che mentre noi siamo qui proprio per testimoniare tutte le attività didattiche inclusive che il Gemellaro svolge, un gruppo di alunni sono a scuola a fare un'attività sul bullismo e il cyberbullismo, e un altro gruppo si trovano a Palermo e Trapani proprio in occasione della giornata del 21 marzo per le vittime della mafia. My World Young Family, un festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato all'educazione interculturale e alla conoscenza delle società e delle culture di Africa, Asia e America Latina. Gli studenti coinvolti dai cortometraggi in gara sono entrati a far parte di una giuria nazionale. Tutta un'altra storia, un cambio di rotta necessario per favorire coesione sociale e inclusione, per promuovere la comprensione di questi fenomeni e favorire l'accoglienza e l'inclusione di persone migranti e rifugiati. Attraverso un'attività di service learning, gli studenti forniranno arredi e manufatti artistici decorativi per la classe e la struttura di Casa Betania. Noi stiamo portando un po' il poeta sui Car Rivers, che per lo più sono dei giovani che dopo aver affrontato un'infanzia difficile e comunque un lungo viaggio per trovare opportunità diverse da terre in cui per esempio si vive male oppure non hanno un ottimo futuro, cercano di fare questo viaggio che è appunto l'immigrazione. Per questo motivo sono stati introdotti vari programmi di supporto per aiutare questi caregivers, tra cui borse di studio e percorsi di automazione generali. Noi abbiamo avuto il piacere di accogliere un caregivers a scuola e adesso abbiamo il piacere di mostrarvi un video riguardo.